Buongiorno o buon pomeriggio, non lo so perché siamo in una collocazione spazio-temporale che è meglio non definire quest'oggi. Potrebbe essere mattina, potrebbe essere pomeriggio, potrebbe essere sempre, potrebbe essere mai. Parlo bene, Max? Ho Potrebbe imparato, essere sera. posso entrare in società ed è subito sera, peraltro, come diceva il Ecco, poeta. infatti. Ma più che Allora, altro è subito, pensando alla partita di ieri, ed è subito sega. ed è subito sega, ma di questo parliamo perché io ho visto che nella tua Sì, multiforme attività ti sei occupato eh, da par tuo, mi viene da dire, anche della nazionale, che come avrai visto ha catalizzato tutto l'interesse dei politici e dei politicanti che chiedono sì, le dimissioni di qui, le dimissioni di ma là, adesso ne eccetera. parliamo. Non ne parliamo, Oh, però. questi hanno la faccia, hanno veramente No, la no, faccia aspetta, come il aspetta, no. culo, ma scusa culo se ti chiamo faccia. Non introdurre questo importantissimo tema in anticipo, perché ne parliamo dopo con No, dovizia no. di particolari tuoi, perché io mi astengo da tutto, mi dissocio da tutto, sono un giornalista iscritto all'albo, all'ordine dei giornalisti, ci tengo alla mia reputazione e non voglio parlare con personaggi che. Hai messo anche le bretelle come noi americani, vedi? Hai visto che roba? Mi sono Eh, incivilito di colpo. Io volevo, allora intanto poi parleremo del tuo nuovo libro e anche lì ci arriviamo, però vorrei partire da due notiziuole leggere, leggere, le quali sono la prima che il famoso avvocato del caso Garlasco, il primo del caso di Sempio, di Andrea Sempio, che tutti ricordano, Massimo Lobati, che dopo i denti in Albania ha deciso di fare un'altra roba importante, di candidarsi sindaco a Vigevano e ha anche trovato il partito, quello di Marco Rizzo, la democrazia sovrana e popolare. Già stai facendo delle facce che poi hanno bisogno guarda le di. mani, sono in uno stato allucinante, guarda. Logicamente, E logicamente è logicamente. stato un grande Insomma, successo, c'è Valentino Garavani che rivive in te, non ho capito per quale motivo. Poi mi spieghi come mai egli si è impossessato del tuo perché, corpo post e mortem. logicamente perché quando sento l'avvocato Lovati con L'avvocato Marco Lovati, Rizzo, con Marco I say, Rizzo. I love beauty, it's not my fault. Logicamente. Vabbè. Logicamente, Ah, poi c'è un altro, cioè, l'avvocato dell'avvocato Lovati, cioè Fabrizio Gallo, è sì, l'avvocato del tipo lì in odore di camorra che era socio del sottosegretario Del Mastro, il quale avvocato che è Fabrizio, il quale, dilla no, tutta. diciamo, ascolta, Noi americani non teniamo niente per noi, diciamo l'avvocato tutto. Gallo ci ha spiegato come Gallo. egualmente il buon Del Mastro fosse stata una persona estremamente generosa. A te non hai avuto la fortuna di incontrare uno come il sottosegretario Io Del no, no, Mastro. ma ne incontrassi mai uno importante che No, mi. ma perché? Perché lo dico? Perché Perché io mi filerei subito, l'avvocato, forchettarie lì, bischetterie, quattro allora, forchette, subito, subito, l'avvocato mi vendo tutto quello che ho. senti questa, l'avvocato dell'avvocato Lovati, cioè l'avvocato Gallo, ci ha spiegato che il sottosegretario Del Mastro era animato da intento umanitario quando ha Sì, aiutato economicamente il tizio che riciclava i soldi della ecco, Camorra, perché era caduto in disgrazia, era a corto di ma quattrini. pensa, E Del a me Mastro non succede mai. gli ha offerto il suo di quattrino per tirarlo un po' su di morale, perché andava a mangiare lì alla bisteccheria di Roma, quella roba là, Giustamente, quattro amici al bar. e logicamente andando a mangiare lì sono E diventati amici. logicamente, Sono diventati amici. Ha scoperto che quello lì era in difficoltà perché forse la Camorra non gli dava più il quattrino e l'ha aiutato lui. Hai capito? ma perché a Questo me ce non l'ha. succede mai? Perché Appunto, non c'ho io. la camorra tra i coglioni. Io mi sono Vabbè, me la domandato come cerco, mai insomma, a non sto fosse punto. successa una roba del genere a persone normali. Succede sempre a persone un po' particolari. Comunque, questo Sì. qui, oltre a riciclare i soldi della Camorra, ci ha avuto la fortuna di trovare un sottosegretario alla giustizia che gli forniva il capitale la fresca, il frescone. Mica male, no? Sì, Senti, ma tu lo voteresti Lovati, Max, subito. come Se mi sindaco? pagano subito. Come sindaco? Ma poi hai visto che ha fatto quello slogan geniale, Vale. un sogno in comune. Davvero? Cioè, questo mi Sì, mancava. Tu hai un già visto sogno lo in slogan? comune, ma sì, ma il comune non è il fatto, giustamente, non è il comune la chicca, è il sogno, perché tu ti ricordi che questo qua Eh, diceva che faceva i sogni, no? Per sì, dire e non certo. dire le Sì, sì, cose che se su l'era Sempio, su sognato. quell'altro. Allora, giustamente, la follia
un sogno in comune, come dire, immagina Senti, questo come ma amministrerebbe. te lo saresti immaginato? Questo non voglio Ah, sprecare sì, una parola importante, pandemonium, perché poi ne parliamo, è uscito il tuo nuovo libro, oltre che lo spettacolo. sì, Ma ecco, diciamolo perché io questo non c'ho mini, dietro no, del no, mastro. dopo lo diciamo con dovizia di particolari, come si diceva prima. Sì, Però tu te lo saresti immaginato nel mini demonium qua, nel ridicolonium Massimo Lovati, candidato sindaco con Marco Rizzo, io l'avevo detto, comunisti, magari non con Rizzo, però che ci andava in politica, sì. però sì, avevo detto va al Grande Fratello, va in politica. Doveva andare al Grande Fratello, l'ha fermata all'ultimo momento ma l'avevano contattato. In politica però ci prova, Mm. ci si infila. No, c'ho proprio testimoni, l'avevo Mm. detto, scritto. Ma io oramai, quando uno ne fa una proprio pessima, questo lo candidano e non mi sbaglio mai. Scusa, guarda Ilaria Salis. Vabbè, quella è stata Ma adesso, a parte è una tutto, cassandreria totale da parte tua perché l'hai azzeccata stava a con un scopare, anticipo larghissimo. sì, questa sì, È stava a una scopare con cassandrata di primo l'amico, livello. una cassandrata, quello delle cassandrate. Questa stava in albergo, dice, mi ha svegliato all'alba alle 7:30 della mattina, pensa. Allora tu hai fatto i conti e hai Proprio detto, ma operaia proprio. quel giorno lì l'alba arrivava alle 5:58. Sì, ma è un'operaia proprio questa, si vede che E è poi una roba da quarto hanno stato. avuto il torto di non portarle i croissant. C'era l'amico, ma allora, questa stava con l'amico pregiudicato. E beh, ognuno frequenta i simili, Oggi no? si è scoperto che dalla schiera di suoi collaboratori, perché è parlamentare europea e Mm. quindi ha un sacco di collaboratori, ne è sparito un altro pregiudicato. Ma ce n'è uno che si è incensurato in quel giro lì della Salis? Ah, l'altro Uno, giorno ma poi uno vorrei sapere. ho visto Io perché? una clip in giro dove c'era il giornalista italo-tedesco, che non mi ricordo se dirige di Zeit o Non cos'altro, ospite. italo-americano. No, quelli italo-americani li scimmiotto io questa sera, capito? C'ho Bravo, la bretella bravo. giusta. Noi nippo No, come si chiama? italo-americani. Quell'altro famoso, adesso mi sfugge il nome, che sta in Germania da tanti Sì, anni, ma è italiano, Di Lorenzo, no? che è andato dalla Che Gruber, era ospite della gli è venuta la Gruber, Gruber lo la faccia di stregato. Valentino. Gli ha fatto venire Ma logicamente sì, alla tutti. Gruber una facciazza tirata perché gli ha detto che questa qui è una poco di... Poi ti scoppia il botox da tutte le Sì, parti, perché ha l'esplosione che confermato il giornalista manco un italo-tedesco comando di Hezbollah. che codesta Pum, 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 Ilaria pum. è ricercatuccia in Germania, Vedi un po', è chissà come mai, ma indagatuccia. chissà perché. Mm. Io dico sempre, Però a Gruber ci è rimasta allora, male, eh? ti scoppia da tutte le parti il botox. No, Non solo lei, c'era altri bei tipini fini là, tutti zitti, tutti più bianchi della tua camicia. tutti Ma sbiancati come i capelli di io intanto Lovati. vorrei chiudere Mm. una parentesi. Sì, a Quella di proposito Lovati, di... Ecco, sì. portato da Marco Rizzo. Allora, Marco Rizzo, che è pure un tipo Mm. simpatico, un milanese, ci sentiamo, però ha rotti i Come coglioni. milanese, non è torinese lui. Ma è diventato milanese praticamente, è sempre stato... È un riundo. Cioè Eh, lui ha lo spirito proprio del Bauscia. sì, del Bauscia. Mm. Ecco, ha rotto i coglioni. E tu non puoi Chi? raccattare Lovati o sempre Rizzo? Ma tutto Marizzo, perché quell'altro, vabbè, dai, quell'altro voleva andare in Albania a farsi i denti, non ho capito bene. C'è andato, ha Ma detto tu che... non puoi, c'è andato. Sì. Ah, ecco perché, giustamente per fare il manifesto, un sogno in comune con i denti nuovi. Però non puoi tu caraccattare sempre la qualunque, dai, e basta. Ma non si mai... C'è questo che dice che la politica si è Oh, imbastardita, gli si è stava simpatico pure involgarita. Vannacci a Rizzo, no? Eh. Ecco, dai, sì, appunto. Giustamente, fascisti, comunisti e dentro Lovati. Dai, non si può, Però senti, ma poi, Max, tutto questo congiura in una poi si sola... accusa sempre che sono tutti buffoni, e dai. Ecco, Rizzi, però rotti i coglioni. c'è un livello in Italia che induce sempre Eh, alla commedia ridicola, tutto sommato, no? dell'arte, sì. Sì, la commedia dell'arte, ma la commedia dell'arte è una roba nobile in confronto a queste cose qua. Sì, Queste le cose. farse, le Per attellane, i cui pennilli. a me mi viene una domanda cattiva, adesso te la faccio subito. Ma com'è che si accorda la tua visione da pandemonium con questa robetta qui tragicomica, ridicola, che alla fine non prendi sul serio più nessuno e dici ma so dei poveracci questi? Perché il pandemonium Perché non il è pandemonium il è una mondo. cosa seria, no? Sì, E questa però roba la qui cosa non è roba seria, seria, capisci? no, però la cosa seria può anche racchiudere, covare delle cose grottesche.
cialtronesche, cioè il pandemonio non è il mondo al contrario che diceva quell'altro là, quel rompicoglioni che è venuto solo a farsi la carriera lui, a sfasciare tutto. No, il pandemonium è il mondo del male, punto. Non c'è più la distinzione tra male e bene, c'è solo il male o il peggio. E qui siamo al peggio. Il peggio può diventare anche ridicolo, perché dopo lo squallido c'è il ridicolo, no? Sì, sì. Ma sempre male è. Quindi entra tutto in quel discorso lì, del mondo dei diavoli. Allora, Dai, su. Max, Ma come fa questo a 70, no, quanti anni c'ha? 75, 74. 80? E va a fare il sindaco perché? Perché ha fatto l'avvocato e ha fatto spettacolo in una cosa peraltro tragica. Ho sognato quello, ho sognato quell'altro, tutti lo pigliavano in giro. Doveva andare al Grande Fratello, che è sto cimitero delle elefantesse. C'è va la Lucarelli, c'è va la Mussolini. È una roba che, l'abbiamo detto, non è una roba seria, ma è l'anello di congiunzione con la politica, sì, no? sì. Vedi un po', tutti lì Beh. dentro, e adesso si sente parlare di Conte che fa il Presidente del Consiglio 3. Ecco, tra l'altro, lì poi, si tiene così. no, lì poi ci arriviamo, perché tu hai Questi fatto sono un'analisi. emissari di Conte, No, adesso uscendo dalla burla tragicomica, ridicola, grottesca, tu hai che fatto però è seria. No, che però è seria, perché tu hai fatto comunque un'analisi politica alla quale io poi vorrei arrivare, perché Conte ha incontrato un personaggetto del quale abbiamo parlato pure ieri. Comunque ci arriviamo, però io prima, cercando di mettere un po' ordine in me stesso, cosa che mi riesce molto difficile, soprattutto in questa occasione qui. Comunque, prima di tutto vorrei parlare del tuo nuovo libro. Com'è che siamo passati da schiavi a pandemonium? Cos'è cambiato? Perché Cosa c'è in questo cambiato... nuovo libro? Che io non ho ancora letto, devo dire la verità, ma ne sono molto curioso. Quindi, rispetto a Schiavi, che passaggio c'è stato? Di continuità. E logicamente, perché Ma tu me la devi spiegare. prima... Cosa c'entra Valentino con te? C'entra, perché mi sono fissato. No, perché Schiavi, lo sai, trattava della crisi della democrazia, no? Sì. Cioè, Adesso ci mette Valentino, non gli esce niente di serio. non so, ti viene da ridere per quello, Esatto. ma adesso... Schiavi era la crisi della democrazia. Io avevo intuito, però non potevo fare un libro da 800 pagine, quindi l'ho diviso in due. Questo è il continuum dell'altro. Dalla crisi della democrazia siamo diventati alla crisi della coscienza, siamo passati. Ecco, però la crisi della coscienza non la solo... democrazia, Max, ha un aspetto pubblico, istituzionale. La coscienza riguarda ciascuno di noi. C'è un passaggio in più, ancora più grave il discorso, no? Assolutamente. Ma una prepara l'altra. Qua vuol dire che si sta corrompendo la cellula fondamentale di quella che poi è la democrazia, la società, la politica, cioè l'essere umano, l'individuo. Certo. L'individuo. Certo. Quando noi non abbiamo più la contezza della democrazia, cioè dei nostri diritti, quando noi, come ci stanno riabituando in queste ore, all'idea del lockdown, l'Unione Europea ha appena lanciato un'idea di lockdown energetico. Poi altri sono saltati sui i soliti virologi a parlare di nuove varianti del Covid, la meningite, le altre cose che giustificano una vaccinazione di massa e un altro lockdown. Cioè sono tutte cose che si uniscono. Questo è partito subito dopo il referendum catastrofico per la destra. Ora si sente parlare di Conte Ter, mediato prima da un Draghi. È tutta gente che non ci mette niente a richiudere. E ci stanno già dicendo che la soluzione migliore è chiusi dentro. Sai, come quei poveri maiali che tu vedi sull'autostrada chiusi nei camion che vanno al macello. Va bene così anche per noi. Siccome non c'è dubbio che per molti è andata bene e stanno già dicendo che andrà ancora meglio, questa è la crisi della coscienza. La coscienza non solo come assunzione di responsabilità, cioè come distinzione tra il bene e il male. Nel pandemonium c'è solo il male, ma come incapacità di renderci conto quello che siamo, che stiamo diventando, che ci stanno facendo diventare. Ecco,
Tu argomenti, Max, in questo libro, no? Poi io ti ripeto, non l'ho ancora letto, quindi non ne articolo i capitoli e i ragionamenti, però Sì, sto cogliendo l'architrave del tuo libro, no? Tu dici questo è un pandemonium, cioè un mondo demoniaco, tutto sommato, direi sì, da anticristo sostanzialmente, no? Perché sì, la caratteristica del ma non regno. come dice quello Peter Thiel, No, no, appunto, ma la caratteristica contrario. del regno dell'anticristo è il mondo in cui non c'è più distinzione tra bene e male, no? Dove c'è la confusione, il capovolgimento dei significati. Quello era il regno Sì, dell'anticristo, giusto? sì, sì, Questo è il sì, pandemonium, cioè alla fine l'inferno. sì. E logicamente poi ti devi attaccare alla Mm, cronaca. Quindi tu mm. vedi che nell'arco di 6-7 mesi, quanti ne sono passati dall'altro libro, c'è un'accelerazione. Allora, ci stanno già dicendo che torneranno i vari lockdown, saldati in un mega lockdown. Lo scenario è: cade la Meloni prima dell'estate, l'interim Mattarella lo dà a Draghi, poi si fa il Conte Ter, perché queste cose si sanno prima. Poi c'è Ecco, sempre il e a cigno nero, ma la proposito, logica, il eh, progetto è quello lì. eh, Si chiude tutto. Poi io vedo che oggi, per esempio, c'è un'intervista sulla Verità abbastanza interessante a questo Ruggeri, questo ex sì, CEO Riccardo di oltre Ruggeri. 90 anni, Riccardo Ruggeri, che è interpellato anche lui Lo sull'intelligenza. conosco bene, tra l'altro. L'ho Eh, conosciuto bene Riccardo Ruggeri. Questo è interpellato sull'intelligenza artificiale che sta sfoltendo la forza lavoro a colpi del 20% all'anno in tutte le grandi multinazionali, Amazon, Microsoft e tutto, eccetera, eccetera, e dicono che va bene così. Lui dice: ah, io ho delle idee su come combinare umanesimo e intelligenza artificiale. Le vorrei dire alla Meloni, però qua non le dico. La verità è che nessuno sa come gestirla questa cosa. Ma ti posso Nessuno sa come dire, scendere a patti con avendolo l'intelligenza artificiale. conosciuto e avendolo seguito da vicino Riccardo Ruggeri, io credo che lui si sforzi di trovare una soluzione che non ha. Che non ha. Che La non mia ha. impressione è la stessa. Cioè dicono bisogna governare l'intelligenza artificiale. In realtà nessuno ci capisce niente. Si sa solo che l'intelligenza artificiale ancora una volta confonde il vero e il falso. Cioè tu vedi Max del Papa che va ai giardinetti a fare una strage o a molestare un bambino, e Max del Papa può dire ma no, quella è intelligenza artificiale. Però ti dicono, però intanto quello sei tu, e non lo distingue dalla realtà. Oppure al contrario, tu puoi essere una persona che fa una cosa, ma no, non sei tu, quella è l'intelligenza artificiale, tu non esisti. Questo è pandemonium. Mm. Io poi vedo l'anello di congiunzione qual è? Dalla pandemia globale, te l'ho già detto, alla pedofilia globale. I registi e gli interpreti erano gli stessi. Intorno ad Epstein girano come giravano tutti questi personaggi del World Economic Forum, della finanza, dei Rothschild, dei Bill Gates, della Casa Reale inglese, ed erano quelli che chiudevano perché bisognava fare, e dicevano loro tra di loro: ma come facciamo a sfoltire questo mondo di Mm. poveracci? Facciamo una pandemia. E il problema, ci facciamo sta lì, sta scritto, facciamo la pandemia, ci guadagniamo un sacco e li sfoltiamo, li ammazziamo, li rendiamo sterili. E questi erano quelli della pedofilia globale, però. Max, tu hai fatto appunto un parallelo che mi ha colpito molto, no? Fai un parallelo in questo libro, l'architrave di questo libro Eh, è costituito proprio da quello che stai dicendo, ovvero la pandemia sì, globale ha preparato la crisi della democrazia. sì, sì, La sì, pedofilia globale, cioè il capovolgimento di tutti i valori, il diventare norma dell'assoluta anormalità e mostruosità, no? esatto. Il mondo di diavoli, ordita dagli stessi artefici, è la causa della crisi della coscienza. Cioè attraverso la Sì, crisi della democrazia arriviamo a quello che dicevamo prima, la crisi della certo, coscienza, cioè la corruzione certo. dell'individuo, il quale non sa E più, difatti, è portato, è forzato, diciamo, a non sapere o a non voler più sapere qual è la differenza fra il giusto e lo sbagliato, il sì, bene e il male. perché è irimbecillito e sovrastato dalla tecnologia del controllo ludica e a questo punto della coscienza. E difatti, Ecco, allora il mi viene da monito. pensare, Max, non è per interromperti, ma lei la mia mente, mi viene da pensare che noi siamo sull'orlo di un tremendo buco nero che rischia di risucchiarci tutti quanti. Io penso di sì. Io penso assolutamente di sì. Cioè,
è normalizzata la pedofilia. Cioè, la cosa più aberrante, la minaccia, perché è una minaccia di Cristo, che è Cristo, mite, che dice chi dà scandalo a questi piccoli, no? Per me meglio sarebbe per lui che gli fosse legato, si fosse legato una macina da asino al collo e sprofondasse. Ridono, ridono. La pedofilia è diventata elegante, un must, fa parte della politica. Io nel libro metto alcuni esempi. Un astro nascente dei Dem, Tallarico si chiama, gli chiedono in televisione che cos'è che ami particolarmente e lui in diretta dice più di tutto amo i bambini trans, con la intervistatrice che ride, che approva tutto il fenomeno dei bambini. Ieri è venuto fuori una coppia di madri sadiche, torturavano i figli comperati, uno l'hanno ucciso facendolo morire di freddo, gli hanno messo una muta addosso, l'hanno scaricato in uno scantinato, l'hanno lasciato morire gelato praticamente. Ma vedi i bambini che fine fanno? O li sterminano con le guerre, o li sterminano con la pedofilia, li sterminano con i farmaci. A un altro, un deputato, mi pare, del Massachusetts in America, nel libro sono più preciso, fa un intervento e dice che bisogna abituare i bambini di 2, 3, 4 anni alla visione dei film pornografici e violenti per abituarli a una sessualità consapevole, alla pedofilia evidentemente. Ed è tutto così, Nei file di Epstein, dei quali non si parla più, io adesso non lo so, non possiamo sapere se è vero, ma le mail ci sono però, di quelli che dicono una magnifica festa ieri sera con quelle 12 ragazze, parentesi, di 1 anno. Uno diceva, non credevo di essere capace di uccidere, ma ce l'ho fatta. E sì, parlava di bambini, che stanno cercando nello Zorro Ranch delle ossa di ragazzini. Questa è una realtà. E se cercano è perché sanno di trovare. Ma tu hai visto solo in Italia tutti i santi giorni almeno un caso di uno di sti sbandati clandestini extracomunitari che cercano di rapire un bambino? E perché li rapiscono? Per quella roba lì, oppure per alimentare il traffico degli organi. Se non è pandemonio questo, che cosa lo è? Ed è tutto normalizzato. Perché della faccenda di Epstein, che secondo me è la cosa più orrificante, almeno negli ultimi 100 anni, siamo a livelli di Mengele, del nazismo, forse peggio, se un peggio può essere ammesso, e la gente ride, fa i meme. Sì, ma siamo anche il arrivati al fatto, punto che dicono... anche il fatto, secondo me, non lo so, magari mi sbaglio, non so come la vedi tu, ma di non essere arrivati a una definizione pratica, non se ne parla più, è stato rimosso, serve, diciamo, a far passare quell'idea lì. Ma sei in Inghilterra, in Germania e ci stiamo arrivando anche noi in Francia, se parli male della pedofilia ti staccano i social, ti portano in galera. Se tu dici per esempio che l'Islam abusa di queste spose bambine, tu lo scrivi, ti mettono in galera, si sta normalizzando tutto e poi non possono venire a dire che io porto male o sono negativo perché vedo le cose stanno lì. C'è una normalizzazione, fa spavento dappertutto e soprattutto questo è poi l'aspetto che ha plasmato la versione nuova del mio spettacolo, perché Ecco, tu lo sai che stavo arrivando lì, perché mi interessava quello capire. spettacolo lì è partito. Sì. Allora c'era una denuncia generale, poi il fulcro era quello che ci hanno fatto in pandemia. Questa cosa poi, scrivendo anche, si è plasmata, si è modificata e adesso è diventato un canto di tutti i deboli, i perseguitati, ma non è una cosa retorica che io cercavo, me ne sono accorto Facendola. Facendola e i deboli più deboli di tutti oggi sono i bambini che sono usati come carne da sollazzo, da laboratorio, da divertimento, da sperimentazione. Allora io me lo facciano dire, poi mi sono francamente rotto i coglioni anche allora, del fatto dell'Islam del 7 ottobre
credo che siamo tutti d'accordo, quelli andrebbero sterminati tutti i responsabili, però io non ne posso più neanche di quelli che sono più ortodossi degli ebrei ortodossi e quindi Israele non sbaglia mai, Israele ha sempre ragione, con l'America dietro ha sempre ragione. No, questi si devono Ecco, fermare, hanno rotto i coglioni, perché non possono aprire un fronte di guerra al giorno e ci stanno sotto i ragazzini. Ci stanno sotto. Vabbè, hanno ammazzato, come, chi è che l'ha detto? Parenzo, 160 ragazzini palestinesi cascati, effetti collaterali. Ma come effetti collaterali? Effetti collaterali di che? Cioè, vogliamo guardarle in faccia la realtà? Effetti collaterali? allora tu hai fatto un Non è pezzo, possibile. proprio sul dietro Sigonella che parla di questo, no? Poi lo Sì, vorrei, anche, lo sì, vorrei insomma, toccare. io mi sono stufato di quelli che dicono c'ha sempre ragione Israele, c'ha sempre Mm, ragione l'America, ma noi mm, abbiamo fatto una scelta. Ma che significa? mm. Che significa? Ecco, però faccio un piccolo passo indietro, poi ci ritorniamo su questo e sulla previsione anche del quadro politico che è venuto fuori dopo il referendum, no? Di cui tu hai scritto. Volevo però soffermarmi un attimo sul modo in cui il Pandemonium libro diventa Pandemonium spettacolo e magari anche Sì? anticipiamo le prossime Allora, date. iniziamo questo nostro nuovo approfondimento. Le Sì, prossime aspetta che date. mi... Le Max. prossime date sono No, il intanto com'è che è arrivato, com'è che lo spettacolo diciamo così, evoluto? E cosa c'è rispetto allo Schiavi in Tour? c'è. Allora, intanto ci sono Perché già ci quello si sono era arricchito di musica, sì, di ecco, pezzi sì, adesso musicali, di riflessioni ogni, poetiche. sì, ogni lettura, dentro o fuori scena, ha un commento sonoro, che è stato bellissimo e faticosissimo calibrare, perché Mm. la musica è infinita, ma io credo di aver trovato veramente 50 commenti sonori, sempre il meglio, il più adatto per ogni lettura. Come si è plasmato? Io ero partito dall'idea appunto della crisi della democrazia, quindi accusavo le varie crisi. Questa roba ho cercato di tenerla, però appunto mi sono poi andato a spostare sempre più su un concetto basilare, cioè scoppiamo tanto di parole inclusive, di valori millantati, di diritti teorici e la verità è che non abbiamo più nessun diritto a partire dall'umanità. Perché? Lavorare non se ne parla, cioè siamo sfruttati e basta. E la gente, c'è gente che paga per essere assunta, paga lei di lavorare da casa, non avere più nessun tipo di aspettativa nella vita, perché se tu non hai un'aspettativa nel lavoro non ce l'hai neanche nella vita. E so quello di cui E parlo. ce l'hanno riconsigliato adesso, no? Lavorate da casa. Sì, sì, lavorate da casa, ma poi ti abbruttisci, no? Stai in tuta. Poi è proprio il fatto della dimenticanza di quelli che rimangono indietro. Cioè, se ci fai caso, non c'è mai stato un periodo, forse anche, almeno solo per un fatto di ipocrisia proletaria o borghese, cioè per i poveri, quelli rimasti indietro, i deformi, i dimenticati, quelli che non ce l'hanno fatta, c'è solo disprezzo. Non c'è più, cioè questi qua vanno compatiti ad uso telecamere, ma in realtà vanno disprezzati, non devono essere sollevati in niente. Se uno vuole insultarti, ti dice: tu chi sei? Io sono famoso. Se uno vuole umiliare, tu li avrai visti come li ho visti io per Milano, i rider, i fattorini a 2 Sì, euro, ogni tanto ne rimane uno sull'asfalto, nel suo sangue, a 2 euro. E io ho dovuto leggere su alcuni siti, su alcuni è il giornali, ma mercato, bellezza. è il mercato. Che c'entra il mercato? Su, se Appunto. questo è il mercato, cioè, non è che diventiamo dirigisti, ma se questo è il mercato è una barbarie e nessuno se ne frega. Negli ospedali ci si va mai? Io ci sono stato per 3 anni e ho sviluppato una prospettiva diversa. Dei bambini chi si preoccupa? A parole quelli che poi li fanno affondare. Cioè è diventato un canto degli ultimi, ma non è stata una cosa Sì. retorica, è stata una No, cosa no, inevitabile, perché un'evoluzione mi viene, naturale. perché nella crisi della coscienza non c'è più coscienza degli ultimi, gli ultimi sono merce retorica, però in concreto vanno allontanati. E qui poi ci sono 3 sezioni che io ho sviluppato, ampliato. Mm. Una sono tutti i messaggi di odio che continuano
da parte di tutti quelli che sotto pandemia, Ecco, Max, vermi, sorci, porci, assassini, ti dovete stare fermo un chiusi. attimo perché ci fermiamo per un momento solo e poi riprendiamo Bene. le tre sezioni di cui stai parlando tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Rieccoci in onda. Max, stavamo parlando della tripartizione, per così dire, del tuo nuovo libro e del tuo nuovo spettacolo, Pandemonium. Ci sono 3 sezioni. Una sono tutti i messaggi, sono tanti, di odio da parte di politici, giornalisti, intellettuali. Ma sai guidi. che ogni volta che lo rileggo e che me ne parli, quello a me sembra un monumento di male assoluto, che però è passato via come niente. Non ce lo ricordiamo più, non gliene frega niente a nessuno. E tu fai benissimo a riproporlo. Perché sono parole che sono state dette, pensate, volute, sentite, no? C'erano medici, c'erano politici, c'erano giornalisti che consigliavano i campi di concentramento e i forni, cioè facevano l'apologia del nazismo e non hanno mai pagato. Allora io lo riporto nome, cognome, anagrafe e circostanza, perché lì è il male puro, quando praticamente sotto il nazismo, no? C'è questa ebbrezza del male che non si ferma più, che si nutre di se stesso. La seconda sezione sono tutti i messaggi arrivati a me delle vittime di questo stato di cose. Le vittime che lottavano con me, che si curavano con me, che non ci sono più. La terza, più breve, sono un florileggio di messaggi che ho ricevuto io. Ma perché sei ancora vivo? Ma perché il cancro non ha fatto forza cancro? Ma il tuo cancro turbo? Peccato che tu sia qui a raccontarlo. Io avevo tutti questi messaggi, no? Poi alla fine ho detto, ma questo è ottimo materiale. Perché non usarlo? E logicamente l'ho usato. Perché comunque va anche questo capito. Cioè, la gente che perde tempo per dirti forza cancro, turbo cancro, peccato che tu sia qui a raccontarlo. Ed evidentemente hanno paura, perché sennò parte la... E poi c'è, dall'altra parte però c'è questa denuncia di tutto quello che è l'indifferenza sostanziale. Cioè un giro di pedofilia globale viene preso a ridere. C'è una sezione, anzi c'è un topos che ritorna di tanto in tanto, il monologo è lungo, le torture sugli animali. Vi pare possibile? Sì. Cioè, un nigeriano ha ucciso a calci un gatto che
che viveva in un treno di pendolari, era la mascotte di tutti i pendolari, l'ha ammazzato a calci così, per di fare un dispetto a tutti. Ti pare normale che un africano violenta una gattina a Roma, l'ha stuprata fino a sventrarla, questa la stanno curando ma morirà? Questo non ha neanche fatto la galera, l'hanno portato, dice vabbè, è la tua cultura. Dice adesso ha detto appena torno fuori ne cerco degli altri, perché l'aveva già fatto. E tutto passa nella normalità. È o non è il pandemonium? Beh. Io mi sono anche accorto, e questo poi ne faccio un discorso generale, quando io ero molto malato e rischiavo di morire, ho perso quasi tutti. Non parliamo nell'ambiente. Sei stato forse l'unico che mi è rimasto vicino. Anzi, ancora non ci conoscevamo così bene. Ma Giulio Cainarca è stato uno dei pochissimi che, facendosi sentire, mi ha fatto sentire vivo. Amici di una vita, persone, colleghi che se ne sono totalmente sbattuti le balle. E vabbè. Però io poi ho scoperto che questa cosa è molto generale. Quando uno cade, sta male, cade indietro, è fuori. Quindi noi siamo molto bravi a denunciare quelli del World Economic Forum o i Bill Gates o gli Epstein che dicono sfoltiamo questi qua, però la verità è che ci sfoltiamo già tra noi. A me mi avevano dato già per morto, gente che io alla quale ho voluto bene, ho ospitato in casa. Allora io qui cito in un fuoriscena, come esempio di umanità, non esempio artificiale, cito una storiella molto piccola ma vera, che gira tra i frati francescani di San Giovanni Rotondo, cioè c'era un contadino analfabeta, completamente analfabeta, che stava tutto il giorno in chiesa da solo, della chiesa vuota. E il parroco d'Ars gli dice, ma tu che ci fai qua? Non sai leggere, non sai scrivere, non conosci un Padre Nostro, non conosci neanche una preghiera, che ci fai qua sempre da solo? E quello indica il crocifisso e gli dice, gli tengo compagnia, perché qui non c'è nessuno. È una cosa più bella, non c'è. Allora, gli tengo compagnia, perché è qui da solo. Non c'è bisogno di chissà quale intelligenza o artificiale o cultura. Noi non sappiamo più fare questo. Ecco, però quel tipo, C'è appunto, quel tipo di umanità c'è una lì... piccola parte dove io parlo, l'ho recuperata, l'ho riscritta, parlo della vita negli ospedali. Ci va mai nessuno. Andare a trovare la gente negli ospedali. Io adesso non voglio fare il prete, però tanti stronzi che si divertono a squartare, a coltellare le professoresse peraltro idiote, che subito, come ti amo, voglio più punti di sutura, semmai. E perché questi qua, invece di, bisogna capirli, e li mandano in comunità residenziale dove c'hanno la PlayStation, c'hanno i social, possono costruire, giocare al piccolo chimico, al piccolo bombarolo. Datemeli, io non è che li squarto, me li porto nei luoghi del dolore, me li porto in un reparto di chemio, me li porto in un reparto dove c'è un lettino con una vecchina e un bel giorno la vecchina non c'è più. Me li porto lì. Manca questo. Manca tornare a una coscienza vecchio stile, che magari non c'è stata mai, però almeno avevamo in mente cosa fosse. Manca tornare a una coscienza. Guarda, No, tutte queste parole. Tu stai parlando e... Mi percepisco. Che te percepisci? No, Percepisciti un essere umano. Tu hai toccato un tasto, secondo me, assolutamente vero, perché credo che ciascuno di noi, se si ferma un attimo e si guarda intorno, sperimenta proprio questo, cioè questa scomparsa dell'umanità minima, elementare, nel senso buono, nel senso di quel contadino di cui parlavi tu, cioè le cose più basilari, elementari, semplici, che sono quelle più importanti. Noi perdiamo tutta la vita a farci del male, a sprezzarci, ad essere superbi, e non vediamo che così come il male sta dappertutto, perché è inutile. Ho una notizia per chi ci segue e anche per chi non ci segue. Evitare il male, evitare la morte, evitare quando uno è malato non serve, perché quando vuole il male, la sofferenza, la morte ti trova. Certo. Ti trova. Dopo puoi andare in un'altra galassia, ti trova.
allora di conseguenza anche il bene. Tanto male c'è, tanto bene noi possiamo fare con la parola, con l'esempio, con la presenza. Manca la presenza. Però la presenza è faticosa, perché poi devi andare lì, devi sentire sì. la puzza di malato, la noia, la solitudine. C'è una cosa dove io racconto di una povera ragazza che io incontro tutti i giorni, ha sotto braccio la madre. Questa ragazza è completamente demente, non si rende conto di lei. E ti viene quella domanda: che ci sta a fare questa qui? Perché vive, sentirà qualcosa, non può avere un amore, non può avere un odio, non può avere un'aspirazione, è un vegetale e io la vedo tutti i giorni e la saluto, la madre mi saluta. Sono quelle cose che ti lasciano completamente interdetto. Ti fai un sacco di domande nella vita quando senti che la vita va via. Allora io ho voluto mettere dentro tutto qua. Ed è un fatto politico perché è polemico, ed è un fatto che io faccio perché nessuno lo può sentire. Io non vengo a raccontare quanto è stronza la Meloni o quanto è stronza la Schlein, o che la Meloni è la Madonna che cammina sulle acque, o speriamo, come dice Capezzone, meno male che Giorgia c'è, o poi aspettiamo che torna il Conte Ter. Ma questi ce l'hanno una vita? Oppure devono solo dire quello che sempre li spostano da un giornale all'altro, come i pupazzetti? Ma ce l'hanno anche un'umanità ogni tanto? Oppure vivono solo in funzione di queste cazzate? Poi tu mi puoi dire: certo, tu non fai parte del giro. Sì, è vero, però io a questo punto ringrazio Dio e vado a fare un monologo lungo sull'umanità, sulla sofferenza, su quelli cascati per terra, sui bambini che li sterminano in tutti i modi, li rapiscono. Ma ti pare possibile uno che violenta una gatta? Ti pare possibile che tutti i giorni hanno cercato di rapire 2 o 3 bambini al supermercato, uno è entrato addirittura in uno spogliatoio di una squadra sportiva, però è andata bene. Sta logica che è andata bene, ma come è andata bene? Facciamo i ponti. Ma se ne spariscono 30.000 all'anno. Poi ci sono quelli portati via dallo Stato Leviatano perché non si adeguano, perché non sono abituati alle perversioni delle PlayStation, delle cose, non impara subito questi, no? E allora sì, vabbè, la famiglia sarà pure sciroccata, ma non è che dall'altra parte i giudici, gli assistenti sociali sono meno sciroccati. Tutta gente che milita nel transumanesimo, nel transgender, per cui uno che pesa 140 kg con una barba così, con 2 palle, 2 coglioni così, sono una donna, fammi passare nel cesso delle donne, perché se no sei fascista, se no sei omofobo. Ci rendiamo conto che qui è sparita la coscienza, prima ancora che del bene, la coscienza di quello che siamo? Ecco Max, Ed è tutto per confondere. tu porti in scena tutto questo, no? Sì. Lo rappresenti oltre che averlo scritto. Sì. E in quella rappresentazione c'è il rapporto diretto con le X persone, 10, 20, 30, 40, 200 che ti stanno di fronte. Sì. Che interazione c'è con queste persone? E ti faccio un'altra domanda. Non hai mai avuto la sensazione che anche l'adesione, la partecipazione delle persone che fisicamente ti stanno davanti quando fai gli incontri, quando fai le serate pubbliche, sia un modo per mettersi a posto la coscienza a buon mercato? Questo non lo so. Quello che so è che io sono molto divisivo e non concedo niente a un ipotetico pubblico, non li assecondo mai. Gli do sempre le cose pesanti. Quindi se uno viene a trovare me, sa che cosa lo aspetta ed è una scelta, non ci viene perché quella sera lì non ha di meglio da fare. Perché propongo delle cose molto, molto fastidiose e al limite noiose, se vuoi. Però posso dirti questo, che quando io vado, finita la cosa, io gli do giù in maniera proprio senza pietà, la gente viene e mi abbraccia. Quando l'ultimo che ho fatto a Verona, adesso ricomincio, perché il 12 sono a Tolentino, il 19 a Cesenatico, poi devo andare a Roma e poi se Dio vuole a Milano non lo so. A Verona c'erano 150 persone, è durato un'ora il dopo perché sono venuti tutti ad abbracciarmi. In qualche modo si riapre il canale di umanità. Io non lo so se è una catarsi, se è un modo per mettersi a posto. Io lì sono un po' Savonarola, lo ammetto, però la gente viene e invece di mandarmi a fanculo mi vuol bene. Una è venuta e mi ha detto questa cosa prima dello spettacolo, dice questa cosa la devi fare
per mia figlia. Dico, e perché non è venuta tua figlia? Sei venuta tu? Perché non c'è più, ha avuto un linfoma come te e non ce l'ha fatta. Dopo i famosi preparati miracolosi. Allora io quella sera lì l'ho dedicato alla figlia, mi sono fermato a metà spettacolo, ho detto questo è per Giulia. Cioè succedono queste cose, ogni volta che io faccio uno spettacolo succede qualche cosa. Torna qualcuno dal mio passato remoto, qualcuno che avevo perso. Una volta è venuta un'amica, mi ha portato un Cristo bizantino dipinto da un amico che io frequentavo 36 anni fa in comunità a Capodarco, era paralizzato, passavamo i pomeriggi a parlare e dopo 36 anni a 800 km di distanza è arrivato quel disegno che io vedevo sul muro fatto da lui, me l'ha portato. Quindi evidentemente qualche cosa c'è. Però ecco, il mondo è talmente orribile che è inutile che vai a edulcorarlo. Io sono convinto che questa volta non è detto che l'umanità se la cava, l'abbiamo già detto tante volte, siamo in mano a dei pazzi. C'è gente che ci mette in tasca pezzi di mondo. Ah, mi voglio la Groenlandia. Vabbè, mi piglio tutto il petrolio che c'è. Vabbè, ho capito, fai piazza pulita di tutti questi stati canaglia, siamo tutti contenti, però poi non puoi rompere i coglioni che dobbiamo pagarne tutte le conseguenze, gli europei, l'Italia, ce ne ricorderemo. Ma figli miei, ma se voi però avete completamente cancellato ogni idea di diplomazia, ogni idea di mediazione, e l'unica cosa che sapete fare è passare da un fronte di guerra all'altro, c'è un capo Hezbollah, bene, io tiro giù tutta Beirut, siamo a posto. I bambini sono cioè mi sembra che qui certa gente si sta finendo anche gli alibi però, compreso Israele, va bene, tutto quello che vuoi, l'olocausto 80 anni fa, però si stanno finendo gli alibi anche. Io lì dico una cosa, tutte le ragioni che volete, però ricordatevi che i bambini non hanno né colori, né bandiere, né ragioni politiche. Gli occhi dei bambini sotto le macerie sono gli stessi, dappertutto, perché diventa... e hanno lo stesso sguardo di Dio. Perché diventa pericoloso dire ma alcuni bambini sì, altri no. Beh sì, io ho polemizzato molto a distanza con Ermal Meta che diceva no, i bambini palestinesi contano quando era a Sanremo, ti ricordi? Sì, è vero, ci sono anche gli altri, però questo discorso va anche ribaltato poi. Ci sono anche alla fine i bambini palestinesi perché sono bambini e hanno lo sguardo di Dio e questi bambini qua non ci devono perdonare. Perché se vengono fatti fuori con l'intelligenza artificiale, che figata un drone lo può anche fare un bambino, un drone butta giù una città. Ah, che meraviglia. Sì, io ho capito che la tecnologia non la fermi, però chi inventa la barca inventa anche il naufragio. Però dire che il naufragio è una figata, francamente, mi sembra eccessivo. Max, quando sono le prossime date? Se no, parliamo di calcio, giustamente, la mettiamo dentro al portafoglio, parliamo di Gravina. Quando sono le prossime date del Pandemonium? 12 aprile a Tolentino, 19 aprile a Cesenati. Poi sto aspettando sempre una cosa su Roma e una su Milano, cioè poi lì tu lo sai, non avendo io una struttura organizzata, è sempre tutto un vieni, non vieni, vieni all'ultimo momento, quindi ti invitano, poi spariscono, poi è già fatto, poi non è fatto per niente, poi c'è tanta gente velleitaria, però a volte le cose si concretizzano e adesso queste sono concrete. Ecco, Max, scendendo un attimo di livello, te mi hai citato Gravina poco fa, che non è Gravina in Puglia, ma presumo il presidente della Federazione Italiana Gioco del Calcio. A che proposito? Sì. Così scendiamo un po' in basso. No, perché anche qui mi tocca sempre fare... Gravina si deve dimettere, io lo leggo dappertutto. Gravina, Meloni pensaci tu, Gravina, però se voi, come dice Montalbano, vergogna, ma se voi mi contate la mezza messa, come dice Montalbano, no, me la dovete contare tutta la messa. Perché Gravina non si dimette? Tu lo sai? Lo sai tu perché? Pitio, lo sai tu? E logicamente, guarda, noi abbiamo i cani oggi. Tutto insieme. Perché e logicamente leggo una notizia, 3 novembre 2023, Calcio e Finanza, dopo la figlia di Giorgetti, Gravina assume il figlio di Tajani. Però
La FIGC è piena di figli di. Giustamente, quando rima, giustamente, FIGC, figli di. Questo lo tengono su per quello. Ha assunto tutti perché ricordati bene tu Cainarca, il merito, il Ministero del Merito. È il merito è quello di avere un cognome. Entriamo nel merito. Che cazzo ci fanno questi qua dentro nella FIGC? Tu hai mai sentito qualcosa che fa il figlio di Tajani o la figlia di Giorgetti? Ma stanno lì però. E perché questo li ha presi? Perché si blindano? Sono anni e anni e anni che fa cazzate. Quindi alla fine lo scaricano? Però no? nessuno lo tocca. Ma che scaricano? Questo già l'ha detto. Che Io non mi dimetto. Che bel mondo. Io non mi dimetto. L'ha detto subito ieri sera. I ragazzi sono stati eroici. Secondo me si riferiva al figlio di Tajani e alla figlia di Giorgetti. No, a quelli che in campo sono stati eroici. E quindi dice io non mi dimetto. Allora la messa la devi contare tutta. No, Meloni fa. Ma che facciamo? Un referendum su Gravina? Questo resta lì perché è pieno di figli, fanno parte dell'organico della Federcalcio per una commissione trasporto e politica. E Namo, e su quell'altro a Bodi, e Namo. Beh, però si sapeva che il calcio e la politica sono un tutt'uno, no? Qui Marta Giorgetti, ma mica sono gli unici, Mica sono gli unici. L'immortalato insieme a Adriano Gagliani, amministratore delegato del Monza, senatore di Forza Italia. E allora lì, quanti sono i figli in FIGC? Quindi, se non si risolve questo problema, noi fra 4 anni siamo ancora 16 anni senza un mondiale, perché adesso sono 16, Vabbè, ma in tutto questo cosa c'entra il giuoco del calcio? Beh, non c'entra niente. Leggo qua, siamo i Jalis dei mondiali. I Jalis dei mondiali non è male. Cioè, fatemi capire però, dai. Allora, io però resto sempre, e qui poi chiudiamo in bellezza, perché resto sempre alla nostalgia dei nostri mondiali, che non sono quelli del 2006, che era già una cosa, erano quelli dell'82. Vabbè, ma te sei proprio antico, Max. Io sono antiquato. Sono un rosso antico, perché lì ci fu proprio quella cosa epica, no? No, però lì c'era anche, scusami, c'era un'Italia diversa. Intanto c'erano gli italiani. C'era un'Italia diversa. C'erano gli italiani, mi viene da dire. C'erano gli italiani. Adesso c'era cosa c'è? Tutto diverso. No, adesso non c'è niente. Cioè, io sono convinto che il paese è finito, e non solo calcisticamente, ma c'era un rituale per cui non c'erano tutti questi telecronisti drogati che non si capisce. Al massimo il casino lo faceva Biscardo oppure CS il lunedì, e quindi era una roba. Che però, diciamo, in confronto a questi qui era Pico della Mirandola. C'era una festa mixato popolare, con la gente Einstein, che si buttava nelle fontane. Per quanto andasse in bicicletta Einstein. Sì, Dio Cristo. C'era la Borgogna, guarda, qua con la Bosnia, una volta con la Macedonia, una volta con la Bosnia. Sai, fa come Einstein che annetteva i Balcani, va. Almeno risolviamo il problema. E sparava l'arciduca. Ecco, appunto. Ma era tutta una roba, cioè, ma io adesso questi, e Bastoni, e quell'altro, ma Bastoni di che? Cioè, noi ci avevamo Bearzot dietro la pipa. Ti ricordi? Sembrava un cammello. Certo che me lo ricordo. Poi c'era però Bruno scusami, Conti lì c'erano c'erano dei tipi che ci ricordiamo. Ascoltami, però c'erano dei tipi umani anche che ci ricordiamo tutti. Qua ti ricordi, non vedi nessuno, è tutta una poltiglia che non te con le differenze. È tutta una poltiglia informe, senza personalità. Bruno Conti che diceva Berzot. Sono molto grato al mister Berzot, grande Ciccio che hai mancato la palla, hai fatto liscio, che è arrivato Paolino, l'ha messa dentro. Poi c'erano tutti, Orialli, come diceva l'Alfredo, il mio portiere, Orialli, che giocatore Orialli. E poi c'erano, perché Dino, Spillo Altobelli, c'è stato un passaggio, ho tirato, è andata bene, per 20 anni di carriera ha sempre detto quello. Ma perché Dino? Io Dino, ero convinto di prenderla, se non che c'è stato la palla, ha toccato la cossia di Bergomi, e allora mi è passata.
quando hanno vinto il mondiale, non è andato a festeggiare. Lui, io e il povero Gai, Sirea, tutti che festeggiavano, noi ci sentivamo la vergogna per avere vinto, sembrava una cosa brutta. Siamo andati in camera, abbiamo fumato una cicca di sigaretta in due raccattata da terra, abbiamo bevuto un buon bicchiere di Pissio e poi siamo andati a letto con le calzettine che la mattina dovevamo fare gli allenamenti perché ripartiva la stagione, se vuoi. Ma come, neanche in vacanza siete andati? Come no? Siamo andati in Spagna in vacanza, perché noi in Friuli, nei boschi, si faceva così. Cosa fa il farmacista tu? Noi i bambini appena nati li lasciavamo nei boschi nudi, se sopravvivevano bene, se no se ne faceva un altro, insomma, è così che si diventa portieri, se vuoi. Cioè, era tutta una roba, no? Cioè, Graziani che bestemmiava in Mondovisione, Pertini che rischiava la crisi diplomatica. Non ci prendete più, davanti al cancelliere che scorreggiava in faccia alla regina. Non ci prendete più, andate a fanculo, ma questa qua volapia mi mangiano tutto il Quirinale, hai giocato male Bearzot, hai giocato male. Era lui che non sapeva giocare a scopone, era. Hai giocato male Bearzot, dovevi calare il 7, ma ce la ricordiamo ancora questa roba. Sì. Adesso, per quello ti dico, abbiamo Gattuso che sembra uno del mercato, sembra il fruttarolo del mercato, però quelli piange. che annaffiano la verdura. Però è capace di piangere. Sì, anche Gattuso piange. Dai, con sta pancia, ma non si può. Sembra uno di quelli, sai, al mercato che annaffiavano la verdura marcia con l'acqua reflua. Adesso per carità, però, insomma, quello di prima, Gravina pareva uno uscito di chissà dove, da manicomio. Poi dopo, quell'altro, quello di Iesi, che è Mancini, e gli è andata bene, c'era tirato dietro anche dalla rabbia. Ma si è arrabbizzato. Poi è arrivato Spalletti, perché se noi poi si va a vedere, ma cosa cazzo vuoi andare a vedere? Ma gioca, si va a vedere poi tutte le congiunzioni, cioè lì è tutto. E io non credo, non credo proprio che si riprenda niente. È un mondo e un'Italia che non c'è più. No, scomparsa, ma è proprio anche a livello di tipi umani, cioè non c'è l'epica. Già il fatto che la mattina si andava in edicola a prendere il giornale perché non c'erano tutte queste cazzo delle internet, e va bene, internet è bella, quello che vuoi, però lì ha tolto tutta l'epica. Fanno di quelle telecronache. Io ieri sera ho sentito una telecronaca, a un certo punto ho dovuto mettere in muto, c'era Adani, ma perché devono fare i buffoni così? Perché devono fare quei versi, quelle capriole, devono essere tutti personaggi, ma vogliono andare tutti in politica questi qua, come l'avvocato Lovati. Dal quale siamo partiti. Max, abbiamo 3 minuti scarsi e io volevo però tornare su un fantasma che aleggia dentro di me, sopra di me, da quando abbiamo iniziato a conversare, perché ho letto il tuo articolo su quello che intravedi arrivare, ne abbiamo accennato prima, ne hai accennato prima, un mostruoso mega lockdown che li racchiude tutti. Sì. Senti, adesso mi devi spiegare come ci arrivi a questo mostruoso lockdown, che cosa te lo fa presumere? Ma perché logicamente... Meno male che ridiamo. Allora, perché la roadmap è questa, che la Meloni va tra a l'altro, casa ho visto che anche tu hai notato una cosetta interessante che mi aveva intrigato pure a me, cioè il fatto che Conte, in attesa del Conte Ter, del Conte 3, se sia fatta chiacchierata con gli emissari americani, con gli emissari di Trump. Che Tra sta l'altro, preparando. Un emissario molto particolare, perché questo è amico di tutti, si è fatto già ricevere dai governanti attuali, questo Zampolli, è amico di Corona, se non sbaglio, Fabrizio Corona. Sì, no? Che voleva, sì. Insomma, infatti si diceva che Corona faceva anche dei servizietti per i servizi americani, cioè tirava fuori, faceva il provocatore. Un po' un Luigi Cavallo. Quindi ci ritroviamo... Non so se ti ricordi chi era Luigi Cavallo negli anni 70. Beh, Te lo ricordi? Mi hai tirato fuori un nome mica da poco. Ecco, è così. Questa è. Noi vecchi le sappiamo. Partigiano, giornalista, tante belle cose. Sì, provocatore, che poi in realtà era legato agli ambienti atlantici, agli servizi Londra italiani, in particolare, ma americani sbaglio, per no? il tramite quelli italiani. Era ma anche la Gran Bretagna.
era collegato pure con Mario Moretti. Guarda Abitava caso. vicino a Moretti. a Guarda Milano. caso, guarda caso. E si dice che sto Corona, vabbè. La roadmap è questa qui. Cade il governo perché si sfila Forza Italia, che di fatto è col PD. Mattarella dà l'interim a Draghi, che in queste ultime settimane si è agitato molto. Sì, premio per le Asturie, no? Draghi è tornato, si è messo a predicare. L'interim a lui, e poi in primavera, quando è già tutto deciso, il Conte Ter. Questo perché se no incontra questa gente qua, si agita tanto. Non glielo danno mica la Schlein. E lì io mi preoccupo perché lì scattano tutti i lockdown da maiali che abbiamo già. E non è vera questa cosa, ma questa volta io non ci sto. Ci stai perché ti mettono a TSO. Questi stavolta ti deportano. Max, Hanno detto. tocca chiudere con questa fosca cupa previsione. Però se tanto mi dà tanto, te sei una Cassandra, ergo questa cosa qui non mi suona così sballata. No, dimmene, prove me wrong. Dimmi allora, che me ne sono sbagliata una. No, purtroppo no. Dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio come al solito. Siamo in una collocazione atemporale, ma abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, a mio giudizio. Spero anche a giudizio di coloro che ci hanno seguito, logicamente. Logicamente è stato un grande successo e ci vediamo logicamente la settimana prossima. Giovedì prossimo. Grazie Max, grazie a tutti. A presto, ciao.